In primo piano naturalmente c'è il Napoli con la vittoria di Antonio Conte per 3-0. Buonasera, ben ritrovati, ma andiamo a vedere anche i titoli di Gabriele Schiari insieme, ma c'è il Napoli in primo piano. Vado subito a salutare dal touch Naomi Moschetta. Buonasera, benvenuta, ben ritrovata con Betson Sport. Cosa, scusa? Anche oggi, esatto, torneremo con Betson.sport sui numeri dei match che hanno intricato ancora di più la corsa Champions, con il controsorpasso da parte dell'Atalanta, la Juventus che si riaffaccia sul salotto dell'Europa che conta. Andiamo anche al tavolo tecnico a salutarli perché sono in tre. Il tridente di questa sera è rappresentato da Gianluca Paparesta, ex presidente del Bari. Buonasera Gianluca, benvenuto e ben ritrovato. Dino Zappacorta. Buonasera Dino, benvenuto e ben ritrovato. Luca Serafini. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto anche dallo studio di Firenze di Sport Italia. Eccolo lì, il direttore Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato. Buonasera, Napoli a -3, ne parleremo tra poco. Ciao Buonasera. Enzo. Buonasera a tutti, ciao, ben ritrovati a voi. Buonasera. E poi angolo mercato Longari, Maradona di Napoli, Viscogliosi, tutti presenti, super spot e poi arriviamo, parto da Viscogliosi per il 3-0 facile del Napoli contro l'Empoli che davvero fa una fatica pazzesca. 30 secondi, super spot. Andiamo subito al Maradona, 3-0, facile per il Napoli. Gianluca Viscogliosi, pioggia, vento, freddo a Napoli. Non è primavera, sembra inverno, però comunque arrivano 3 punti preziosissimi per Antonio Conte, -3. Classifica alla mano. Ciao Michele, buonasera. Con questa tempesta ci sta che è stato spazzato via l'Empoli. Subito con le parole dei protagonisti: McTominay, lo scudetto è un sogno che ho da bambino, una fortuna avere Luca che squadra. E poi ha parlato anche Politano: 6 partite, 6 finali, 6 battaglie, i nuovi hanno subito capito dove sono. Diciamo che è stato un Napoli contiano al 100%. Avevamo parlato di mal di secondo tempo, alla fine 2 gol, dominio, grande gestione, 0 gol subiti. Empoli davvero annichilito, ripassare alla prossima per la squadra di D'Aversa. E il problema per l'Inter è che di partite come questa il Napoli potrebbe averne tante, a cominciare dalla prossima, il Monza e poi il Torino, Parma, Genoa. Lo sapevamo che il calendario era dalla parte del Napoli e ha mandato un messaggio chiaro Antonio Conte, che ha chiesto testa anche sul 3-0 e alla fine, come un fiume in piena, si è abbattuto sull'Empoli. Grande McTominay, grande anche Lukaku, che diventa il secondo giocatore dei top 5 campionati a fare 10 gol e 10 assist, sono 12 e 10. L'altro è Momo Salah, che però fa un altro sport con 27 e 18. Insomma, tanto criticato, ma Conte si coccola a questo Romelu Lukaku che in queste partite riesce e sa fare la differenza, e si è visto. Allora, ovviamente resta lì Viscogliosi, perché torneremo a commentare quello che è il post Napoli-Empoli. Non fa testo Enzo Bucchioni, oppure bisogna fare i punti con le piccole per vincere i campionati? Sta di fatto che l'Empoli, se dovesse continuare così, va dritta sparata in Serie B, e a quel punto si potrebbe ripartire da una vecchia conoscenza dell'Empoli, ovvero Boucher, che è stato colui che ha portato lo scudetto primavera a Napoli, che poi l'anno scorso ha allenato in D alla Vibonese, quest'anno ha vinto la Coppa Italia C a Rimini e sarebbe poi perfetto per la B ad Empoli. Senza gufare l'Empoli, però mi sembra abbastanza chiaro che se giochi così, va bene che il Napoli non fa testo, però l'Empoli è destinato alla retrocessione. Parleremo, a proposito di lotta retrocessione, apro e chiudo una parentesi, del disastro degli arbitri. Paparesta che mi parlerà da ex arbitro e non da barese, ex presidente del Bari, perché abbiamo un focus, perché probabilmente gli arbitri sbagliano, però ci sono degli errori arbitrali abbastanza oggettivi nelle ultime giornate che abbiamo messo insieme nei confronti del Lecce, e quindi lo faremo tra poco, oltre al fatto che su 117 arbitri, se non erro 117, che andranno al mondiale per club, sapete quanti italiani? Zero. Abbiamo detto tutto. Torniamo sul Napoli. Enzo Bucchioni, 3 punti preziosi, ma il test era abbastanza semplice, dai. Sì, abbastanza semplice, però come dicevi tu prima, queste partite a volte nascono delle insidie, le piccole, vediamo che se non le affronti con la concentrazione giusta, con la determinazione, e l'Empoli
come hai detto anche questo è ai minimi termini, ha battuto tutti i record negativi di non vittorie, mi sembra destinata a una retrocessione, la reazione non c'è stata. Però focalizziamoci sul Napoli, il Napoli ne ha altre 6 di queste partite e quindi secondo me deve fare 18 punti e li farà, perché lo vedi che sta crescendo anche dal punto di vista mentale dopo aver superato un periodo di oggettiva difficoltà. Stasera hai ritrovato McTominay con tutta la sua forza, con tutta la sua capacità anche di vedere la porta. Hai ritrovato anche Lukaku sta meglio, Neres sta meglio, diversi giocatori che hanno attraversato un paio di mesi così. Stasera, nonostante l'assenza di giocatori fondamentali, pensa a Di Lorenzo, pensa a Buongiorno, pensa a Anghissà, non si sono neanche viste queste assenze. Ripeto, al di là di quello che è stato l'ostacolo facile dell'Empoli, però lo vedi una squadra quando si trova, quando ha dei meccanismi, e il Napoli questa sera ha fatto la partita che doveva fare, poteva anche segnare più gol. Ecco, poi ci sarà il Monza, da qui alla fine il Napoli potrà con tranquillità prepararsi questo tipo di gara da una domenica all'altra, da una partita all'altra, senza impegni di nessun altro tipo. Perché ti dico che il Napoli può durare fino alla fine? Magari aspettando che qualcosa l'Inter possa perdere per tutti gli impegni che ha, a cominciare da quello di mercoledì con il Bayern di Monaco, poi ci sarà il derby di Coppa Italia, quindi alla caccia del triplete, però gli ostacoli in questo momento sono più grossi quelli dell'Inter, che è più forte, lo sappiamo, ma questa volata secondo me durerà fino alla fine. Allora, nel frattempo andiamo subito a fare dei ragionamenti, perché stavo vedendo un po' di statistiche e allo stesso tempo ti dico anche che l'Inter in questo caso con Bayern Monaco, Bologna, poi c'è la Coppa, Inter Roma, Inter Verona. Serafini, a vederla così non mi sembra proprio una passeggiata di saluto per l'Inter. Il Napoli però, se mi date anche i prossimi impegni del Napoli, qualche piccolo tranello c'è, nel senso che è ovvio che il Monza non è un tranello, il Torino in casa, i tranelli potrebbero essere Lecce e Parma, che mi puzzano un po' di bruciato, nel senso che Lecce deve salvarsi, a casa Conte rischia, e poi c'è il Parma che ha già dimostrato che probabilmente in casa può dare fastidio. Fra i molti punti persi dal Napoli in queste settimane, ne ha persi 5 tra Venezia e Como. E io onestamente pensavo che lo spartiacque dello scudetto sarebbe stato fra gennaio e febbraio, perché già a gennaio e febbraio l'Inter cominciava a avere impegni uno dietro l'altro. C'era la Supercoppa, c'era quindi il recupero in campionato, c'era il ritorno della Champions e il Napoli continuava a giocare una volta alla settimana. Invece sono stati i 2 mesi peggiori del Napoli praticamente, diciamo da febbraio. Adesso ci sono comunque 3 punti, che possono anche non essere molti, però sono 3 punti. Quando ce ne sono 18 a disposizione è un bottino. Allora, noi che il Napoli ha un calendario in discesa, lo diciamo da settimana, lo diciamo da sempre, perché il calendario quello è dall'inizio, però come dici tu ci sono le trappole che sono disseminate e sicuramente quelle del Lecce in particolare, del Parma, a seconda della posizione in cui lo troverà, perché se il Parma la penultima fosse già salvo, Genoa e Lecce lo sono già virtualmente, allora cambierebbe un po' il discorso. No, il Lecce non è salvo. Come? Il Lecce è virtualmente salvo? No, il Parma. Ok, ma Genoa e Lecce, tu hai detto a un certo punto Genoa e Lecce lo sono già. No, Cagliari e Genoa. Ah, ok, no, perché hai detto Lecce, perdona. Ho sbagliato io, no, Cagliari e Genoa. No, perché Lecce non è salvo. Tu trovi nelle ultime 3 giornate Genoa, Parma e Cagliari già salvi, allora certamente un po' qualcosa cambia. Probabilmente, visto che tanto stiamo giocando, uno spartiacque tra la Pasqua e il dopo Pasqua, perché l'Inter, come abbiamo visto nel calendario, ha il Bayern domani, poi ha il derby di Coppa, poi ha la Bologna e la Roma, che sono 2 tra le squadre più in forma del campionato, anche se l'ultima Bologna-Bergamo ha perso male, quindi già dopo le prossime 4 partite qualcosa sapremo. Abbiamo visto, e concludo, certo il Napoli di stasera, per carità, un po' come il Cagliari ieri, l'Empoli non ha opposto una grande resistenza, però non è che di incanto sono risolti i problemi. Il Napoli ha balbettato tanto in queste ultime settimane e non è che l'abbiamo detto noi che nel secondo tempo ha avuto problemi. Ma c'è un problema. Enzo, che problema c'è? Che problema c'è? No, scusa, non volevo interrompere. No, ma figurati. Serafini, ma
c'è un problema risolto in quei mesi lì, quando giustamente diceva Luca il Napoli è faticato, perché è stato costretto a cambiare modulo perché gli mancava completamente la catena di sinistra. Ricorderete Oliveira e Neres entrambi infortunati, la difficoltà di giocare in quel modo ha cambiato, è tornato sì, al però scusami, abbi pazienza, però nel secondo tempo catena o non catena, scusa, calava tutta la squadra. Poi che abbia avuto difficoltà tattiche non lo metto in dubbio, però calava tutta la squadra nel secondo tempo. Cioè a Como e col Venezia non è stato un problema di modulo di fascia sinistra, proprio giocato male, faticato. Sì, non c'era ancora Neres, se fosse stato Neres con la superiorità numerica che ti dà questo giocatore nel finale qualcosa avresti fatto. Comunque mi sembra che da quel periodo lì, che oggettivamente il Napoli è faticato, si siano risolti molti dei problemi. Stasera io ho rivisto una squadra viva anche rispetto alle ultime gare, ritrovando il 4-3-3, una squadra viva, una squadra che ha ritrovato gli automatismi, quello che devi vedere, gli spostamenti, almeno a mio giudizio. E quindi una squadra che si presenta al rush finale nelle condizioni ideali. Ora vediamo se è fatto male Jesus, vediamo se è un infortunio, di che tipo di infortunio si tratta, ma comunque li vedi i meccanismi che funzionano. Poi Lukaku è tornato a giocare in maniera serena, a stasera gol, assist, sta facendo quella differenza che in alcuni momenti della stagione non ha fatto. E poi, come dicevi tu, c'è la possibilità che quegli incontri più difficili sulla carta arrivino quando i giochi sono fatti. Paparesta, poi torniamo con Zampacorta e Viscogliosi dal Maradona di Napoli. Gianluca. Io credo che ci sia un dato oggettivo che sono i 3 punti in più dell'Inter, il che significa che il Napoli deve pensare a vincere tutte e l'Inter si può permettere anche un mezzo passo falso, perché con un pareggio quindi è vero che c'è un calendario impegnativo, è vero che non è solo il calendario del campionato, ma è il calendario della Champions League, il calendario della partita di Coppa Italia, quindi anche carico di tensioni mentali che si possono accumulare su questi calciatori. Però devo dire che Inzaghi ha dimostrato nell'ultimo periodo di riuscire a trovare anche delle risorse. Abbiamo visto a Monaco un Frattesi che sembrava un po' perso, invece è stato decisivo nella gara vinta in Champions League. Abbiamo visto un Arnautovic che tutti quanti dicevano ma questo Arnautovic invece si sta dimostrando importante anche per dare un po' di ossigeno alla coppia di Lautaro Thuram. Quindi io penso che è vero, il calendario è importante, ma di fatto credo la settimana prossima sarà quella decisiva, perché se l'Inter riesce ad uscire indenne da Bologna, che ha fatto una partita straordinaria col Napoli, è un'altra partita completamente diversa a Bergamo ieri con l'Atalanta. Inguardabile. E quindi è un'incognita. Bologna ieri inguardabile. È un'incognita, perché con Napoli sembrava di vedere un calcio spettacolo meraviglioso. Il secondo tempo ha davvero annientato il Napoli. Assolutamente, assolutamente. Allora torniamo un attimo a Trieste, perché non mi sembra Napoli, tra vento, freddo e pioggia, è più il vento di Trieste che Napoli. Andiamo al Nereo Rocco di Maradona, perché sinceramente qua ho visto delle immagini fuori onda, Viscogliosi stava volando via. Cioè, ma davvero è Napoli, pioggia e vento, un vento assurdo. A metà aprile. Ma ce l'hanno con me, Michele, perché 4 volte che vengo, 3 è questo tempo qua. E poi mi dicono, no, ma ieri c'era il sole, ho capito? Allora fate voi, organizzatevi. Però sì, Trieste. Bora piena. A proposito di parole al vento, non al vento quelle di Meret, che ha detto ci crediamo per lo scudetto, vincere stasera è stata una risposta importante. E poi Contiano, anche lui, sfrutteremo i passi falsi dell'Inter e saremo lì per farlo. Però poi ha parlato anche Conte, tra l'altro ci cita nel senso come operatori, perché dice grazie a noi nelle trasmissioni e nei giornali si parla ancora di scudetto, vogliamo dare fastidio fino alla fine, la squadra è cresciuta tantissimo in questi mesi. E poi una grande lode al presente, che è Romelu Lukaku, lo conosco, ha fatto una grandissima partita, però ha mostrato apprezzamenti anche per Esposito, che oggi ha sfiorato un Eurogol, è un figlio di questa zona, chissà per il futuro. Intanto, a proposito di mercato, ottima prestazione di Marianucci, nonostante
il 3-0 che il Napoli, sappiamo, ha già opzionato. Però insomma Conte è molto soddisfatto, combattivo, che però non vuole cali di tensione. Poi ci torniamo su sta storia, un ragazzo che è retrocesso dalla C alla D con la Prosesto 7 mesi fa, 8 mesi fa, 10 mesi fa, che adesso poi si ritrova quasi nella squadra che lotta per lo scudetto, perché ormai il Napoli l'ha opzionato per l'anno prossimo. Sono storie bellissime, questo fa capire a molti calciatori che anche quando tutto sembra perso poi basta davvero una mezza scintilla. Questo quando c'è il merito degli operatori, dei direttori che hanno la forza e anche gli attributi di pescare Dino Zampacorta in categorie coraggio. basse. E poi guardate, l'Empoli ha 1000 difetti per la gestione di quest'anno, però questi pregi ce l'hanno in pochi. In Serie B c'è il Cittadella, in Serie A ce li può avere il Bologna che l'ha dimostrato con Sartori, ce li può avere l'Empoli, il Lecce, vedi Baschirotto. Sì. È proprio vero, bisogna aver coraggio. I direttori sportivi che io ammiro tantissimo sono quelli che hanno coraggio. E coraggio si può avere anche a prendere un ragazzo dall'eccellenza e farlo giocare in Serie B, perché io ieri facevo con il ragazzo che lavora con me, diciamo, stiamo sempre insieme, abbiamo visto dei numeri, no? Se non sbaglio 50-60 italiani ieri e 130 stranieri. Io adesso non voglio riaccendere quel discorso lì solito, però a me mi sembra una follia. Parliamo solo del campionato di Serie A di ieri, non ho calcolato la partita di stasera. Cioè c'è uno squilibrio pazzesco. Allora la domanda che io mi faccio è, tutti questi ragazzi che arrivano dall'estero, alcuni sono bravi, alcuni meno bravi, alcuni sono forti, ma altri sono delle ciofreche. Io non so in italiano come si dice ciofreche, ma ciofreche, bene. Aiutami Luca a tradurre, perché... E quindi io credo che bisognerebbe più veramente tornare a guardare i ragazzi validi. Poi io sono di un parere, non mi stancherò mai di dirlo. Io credo che bisogna che cambino queste regole dei minutaggi, degli under, perché così distruggono i ragazzi. Non è vero che li fanno crescere, perché oggi un ragazzo del 2002 lo puoi buttare. Un Fabio Grosso che ha fatto il primo contratto a 23 anni e mezzo, oggi avrebbe smesso di giocare, è diventato campione del mondo. Io non mi stancherò mai di dire che queste regole fatte per far giocare i ragazzi è deleterio per i ragazzi. Qui abbiamo Gianluca che ha fatto... Gianluca, ti faccio una domanda: se tu in squadra avessi avuto a oggi un 2005-6 forte, c'è bisogno che qualcuno ti imponga di farlo giocare o è l'unica salvezza che è una squadra minore per far cassa? Assolutamente, bisogna valorizzare i giovani, bisogna dare la possibilità, ma il problema del calcio italiano è che si scontra con un ambiente, una realtà e una pressione anche che non ti consente, come diceva Michele, c'hai Sartori che è un direttore che va avanti perché crede nei progetti, Corvino, Angelozzi, idem. Ma quanti ne sono? Quanti ne sono? Il resto tra squadre di Serie A e Serie B la maggior parte cerca di... Quando sento dire gli algoritmi io rabbrividisco, perché l'algoritmo può servire a vedere il battito cardiaco, però se questo qui la sera va in night, no? L'algoritmo non te lo dice. Cioè se questo qui è uno spacca spogliatoio, l'algoritmo non te lo dice. Se questo si accende come l'albero di Natale, vi ricordate? Non ve lo dice. Poi posso dire una cosa, Michele, a cui tengo tanto, perché di calcio ci sono già 2 luminari che parlano e quindi io devo star zitto. E lo penso davvero. Però volevo fare una piccola osservazione ai miei amici, a voi e a chi ci sta ascoltando. L'Inter è 3 punti avanti al Napoli. Sì. Questo dice la classifica, no? Io vi faccio una domanda. Il Napoli ha un centravanti che si chiama Lukaku. Centravanti, quello che fa gol. Voi sapete quando ha cominciato a giocare Lukaku quest'anno in campionato? Alla 6ª, 7ª di campionato. Sapete perché questo? Perché devono cambiare le date del calciomercato. Io mi stancherò mai di dirlo, quando inizia il campionato, anzi prima del campionato, il calciomercato deve essere chiuso. Invece c'è stata la tarantella che aspettiamo Lukaku che stava in Sardegna e faceva i pesi lì. Aspettiamo che finisce il calciomercato. Ok? Finisce al quinto. Aspetta, ma poi arriva un giocatore, non è che può essere in forma immediatamente. Quindi io dico che il Napoli ha avuto Lukaku dalla 10ª di campionato.
Se l'avesse avuto dall'inizio, siamo sicuri che ci fossero stati solo 3 punti di differenza, o forse? Il problema è del Napoli che lo poteva prendere prima. No, il problema è di tutti, perché non solo il Napoli fa così. Perché hanno aspettato che dovevano vendere quello per prendere quell'altro per abbassare il prezzo. Se il Napoli voleva spendere anche più soldi senza aspettare la cessione di Osimhen, lo prendeva prima e lo aveva prima. Quindi ognuno fa le sue valutazioni. Ma nessuno ti mette la pistola alla tempia e dice devi prenderlo il 31 di agosto. Se lo vuoi prendere il 20 di agosto, il 15 di agosto lo prendi al 15 di agosto. Diciamo che il concetto che il mercato si chiuda prima dell'inizio del campionato è corretto, anche perché si apre praticamente un mese prima che finisca il campionato. Sì, poi però la finestra invernale ti priva anche di giocatori come Kvara. Se il Napoli si gioca lo scudetto deve ringraziare il mercato aperto, perché con la figuraccia di Verona De Laurentiis è obbligato a intervenire sul mercato. Senza quella figuraccia di Verona 3-0 dove il Napoli perde e Conte già impazzisce, col mercato chiuso, e qui dici una grande fesseria caro Zampacorta, il Napoli con quella situazione non era a -3 dall'Inter, era a -30 dall'Inter, e invece ha avuto il tempo, manna Conte, De Laurentiis impiccato, ad intervenire grazie al fatto che Conte ha bussato alla porta e ha detto e sono arrivati McTominay, non le faccio. Quindi se vogliamo dire le cose le diciamo giuste, se invece vogliamo fare populismo facciamolo e ci mettiamo qua davanti alla televisione. Devi dire le cose come stanno. Sul Milan io ti seguo, ma sul Napoli non ti seguo. No, aspetta, ma io non ho parlato di Napoli. No, è Lukaku che gioca nell'Albino Leffe. Ho fatto l'esempio Lukaku, ma io parlo in generale. No, tu hai parlato di Lukaku, punto. No, vabbè, e hai detto il Napoli è -3, altrimenti poteva stare a +50. Questo è quello che hai detto. Se poi volete mandare la registrazione, manda la registrazione. Tu hai parlato di Lukaku. Lukaku al paese mio gioca nel Napoli. Facciamo a capirci. Io ho detto questo, ci mancherebbe. Ma la stessa storia vale per Osimhen, no? Perché uno è uscito e l'altro è entrato. Ma tutti fanno così. Quindi non è che stai sbagliando tu a dire quello che hai detto. Hai detto una cosa giustissima. Però io rimango del parere che quando inizia il campionato il calciomercato deve essere mercato aperto, dopo 2 giornate dall'inizio del campionato, è il segno della croce che si devono fare gli allenatori e i direttori. E ti spiego anche il perché, visto che tu sei uomo di mercato. Perché io posso fare tutte le amichevoli che vuoi, certo. Ma il reale valore della squadra non lo peserò mai con l'amichevole, col trofeo team, col trofeo in Arabia Saudita o col trofeo in America. Quando pesano i punti, la prima e la seconda di campionato, avere il mercato aperto e mettere le pezze per capire qua ho sbagliato, questo non è da campionato, questo non è pronto, ti serve tantissimo, ti serve. E quindi non è che diciamo abbiamo il mercato aperto sempre, il mercato finisce il 31 agosto, grazie alla chiusura del mercato del 31 agosto, tu le prime 2 di campionato, 23 agosto e 30 agosto, hai la possibilità di vedere qua ho sbagliato, qua mi manca la punta, a fianco a Lukaku ce ne vuole un altro, in mezzo al campo sono messo male, prendiamo McTominay, questo serve. E quindi non stiamo parlando di 50 giornate col mercato aperto, 2, e funziona. E funzionerà sempre. C'è il fatto, ci sono 2 fatti, cioè che se tu fai una programmazione di un certo tipo, quando arrivi a maggio o giugno le necessità della tua squadra le conosci. Ora, che si lamentano del mercato aperto sono essenzialmente tutti gli allenatori del mondo, perché c'è quello con la testa via che tu hai a disposizione, c'è quello che tu aspetti perché non ce l'hai. E se tu arrivi, sei il Napoli e hai preso Conte, hai fatto la campagna acquisti, alla prima partita perdi 3-0, vero che è un'opportunità quella di avere altri giorni di mercato, però evidentemente la programmazione non ha funzionato più di tanto e questo è un altro discorso. Io mi affido alla regolarità, ma anche un po' a quello che dicono i vecchi procuratori. I vecchi procuratori che vanno contro il loro interesse, perché sono quasi tutti d'accordo sul cominciare i campionati con il mercato chiuso. Dopodiché questa è una valutazione che andrebbe fatta invece, come tante che riguardano regolamenti, il calendario in particolare, tra società, federazioni, UEFA, FIFA e quant'altro. Però voglio dire, da una parte c'è l'opportunità che è sicuramente notevole, perché poter porre un rimedio a uno sbaglio che vedi che hai fatto, dall'altra parte c'è il fatto che tu le amichevoli con la Cavalese, con la Salvia, le hai sempre fatte. E ne facevi anche molte di meno, perché ne facevi 2 o 3 alla settimana. Però lì non capiamo il valore della squadra. Sì, certo, però conta molto la programmazione. Sì. Io mi ricordo che all'epoca di Sensi, di Berlusconi, in parte di Galliani, più che di Berlusconi, il Milan all'aprile-maggio il mercato l'aveva finito. Sì.
l'aveva praticamente finito. Allora, tutte e due le cose, ecco, forse in teoria il mercato aperto dovrebbe servire più ai club meno quotati per mettere le toppe. Se c'è Arena al Napoli è un po' più grosso, ciò non toglie che poi a gennaio la questione Kvaratskhelia mai sostituito è rimasta chiusa nonostante il mercato aperto. Per chiuderla proprio potremmo dire che abbiamo problemi ben più gravi e ben più seri di 2 giornate con il mercato aperto. Questo è un non problema. Abbiamo parlato dei regolamenti e calendari. Se vogliamo parlare di tutto il resto, più stiamo qua fino a domani mattina perché i problemi non sono mai stati risolti. Perché parlavamo del minutaggio, per l'utilizzo degli under, della Serie C, della Serie D, la Serie B che non ha più soldi, la Serie che non arriva a fine mese, cioè tutto. E con tutto il problema gli extracomunitari, non gli extracomunitari, in Serie A non si può, in Serie B non si può. Cioè, ce ne sono talmente tante che sono le 23:28 e domani alle 23:28 siamo ancora qua. Quindi quello è un non problema. Poi se vogliamo affrontare i problemi possiamo farlo. Bucchioni, poi salutiamo Napoli e salutiamo il Maradona con le ultime dichiarazioni con il nostro inviato a Napoli, Gianluca Viscogliosi. Enzo, Firenze. Ma su questo tema del mercato? Ma sono d'accordo con te, l'unica cosa che stride è il mercato aperto a gennaio quando c'è il campionato in corso. Cioè io il mercato di gennaio lo limiterei, i giocatori devono avere 2 settimane di libero, di vacanze, di ferie, chiamatelo come volete. E in quelle 2 settimane quando si ferma il campionato facciamo il mercato. E il fastidio è vedere un giocatore che la domenica gioca con una maglia e poi si trasferisce in una settimana a quell'altra, quando il campionato è nel vivo, perché all'inizio, sai, non è ancora percepito bene le situazioni, devi correggere. Ecco, a gennaio io mi limiterei a quelle 2 settimane quando non si gioca, non so se durante Natale, le prime 15 di gennaio, a seconda di quando i giocatori avranno il loro periodo di ferie. Guarda, io sono stato 27 anni con Maurizio Mosca che sosteneva che il mercato andasse fatto 365 giorni all'anno. Da 11 anni con Cricichello e Pedulà e quindi mi devo adeguare anche all'azienda che col mercato. Grande Maurizio. Bravo. Allora salutiamo il Maradona con la soddisfazione dei napoletani, Napoli in festa, e vorrei sottolineare con Viscogliosi anche lo striscione a fine partita dei calciatori sotto la curva B. E poi credo forse anche sotto la curva A, ma credo sicuramente sotto la curva B per ricordare il piccolo Daniele. Quindi comunque i calciatori del Napoli quest'anno, il Napoli è stato colpito da diversi lutti particolarmente significativi per la perdita di 2-3 bambini ragazzini, perché comunque nel napoletano, vicini al Napoli, ci sono state queste 2-3 tragedie e i calciatori del Napoli hanno dimostrato, insieme al proprio staff tecnico, una grandissima sensibilità e non solo quelle cose occasionali per far vedere il ricordo, il minuto di silenzio. Lo ricordano, li ricordano perché lo sentono, e questo è stato un altro bel gesto da parte di tutti i giocatori del Napoli. Eccolo qua, il Napoli Club Daniele, piccolo guerriero azzurro. Questa è la foto dei giocatori a fine partita e questo ovviamente fa onore a tutti i calciatori ma anche ai tifosi del Napoli. Viscogliosi. Esatto Michele, questa è una riprova della comunione di intenti ma anche della vicinanza ritrovata, dell'affetto che c'è nei confronti di un pubblico che anche oggi qui ha fatto il sold out, sta spingendo e spingerà in tutte quante le parti d'Italia, perché dove andiamo c'è affetto, c'è voglia di Napoli, c'è voglia di scudetto. A proposito di figli di Napoli ha parlato Mazzocchi, che era stato un po' punzecchiato nei giorni scorsi. Conte lo ha difeso in conferenza stampa e oggi ha fatto il giocatore che è motivato, che è allenato da Antonio Conte. Grande prestazione, emozionato a fine gara, ha detto sarebbe un sogno per me vincere lo scudetto che io tifavo con questa gente e il Napoli. Poi richiudo con Conte perché ha dato qualche indicazione sulle condizioni di Juan Jesus. Facciamo un po' di cronaca. Uscito per un problema muscolare, ha detto Conte non era felicissimo, non era contentissimo, era molto preoccupato, però ci ha dato un'altra indicazione che da domani Buongiorno tornerà ad allenarsi con il gruppo. Però ha speso buone parole per Rafa Marin. Diciamo che contro il Monza si può andare anche con Rafa Marin, Ramani, centrali di difesa, e poi Buongiorno può recuperare con calma, in attesa ovviamente degli esami per Juan Jesus. Ti libero da Trieste, Viscogliosi, mi raccomando, ci sono dei bei localini in centro a Trieste se vuoi andare, tra il vento. Ci copriamo bene, torniamo in mongolfiera, Michele, sospinti dal vento. Che vento, il vento di Napoli che sembra da Trieste. Grazie mille Gianluca Viscogliosi. Tra poco con Valentina Ballarini c'è il focus. E ora ragazzi si parla ancora della partita, informazioni importanti alla fine della partita su Juan Jesus e cosa intende fare Conte.
Allora ragazzi, entriamo subito nel vivo, perché Antonio Conte ha finalmente fatto chiarezza su una questione che tiene tutti col fiato sospeso, le condizioni di Juan Jesus e soprattutto il ritorno tanto atteso di Alessandro Buongiorno. Domenica scorsa, nel match sudato ma vinto contro l'Empoli, il centrale brasiliano ha abbandonato il campo al 72esimo minuto. E non è stato un cambio tattico, no. Si è capito subito che c'era qualcosa che non andava, infortunio muscolare. Juan Jesus è uscito accompagnato dai medici, visibilmente infastidito, mimando con le mani di aver sentito tirare qualcosa, e noi, sugli spalti e davanti alla TV, tutti con le mani nei capelli. A prendere il suo posto è entrato Rafa Marin, un ragazzo che Conte ha definito affidabile, cresciuto tantissimo e pronto a prendersi le sue responsabilità. E ragazzi, l'ha dimostrato subito, è entrato in un momento delicatissimo della partita, ha dato equilibrio e serenità dietro. E proprio in conferenza stampa Conte ha voluto mandare un messaggio chiaro a tutto l'ambiente. È una vittoria di gruppo e non smetterò mai di ringraziare i ragazzi per come si stanno mettendo a disposizione. Rafa Marin è entrato in un momento particolare e ha risposto presente. Ma veniamo al punto focale. Cosa succede adesso con Juan Jesus e chi lo sostituirà nelle prossime gare? Conte ha risposto così. Juan Jesus non era molto positivo quando è uscito, mi ha detto che sentiva qualcosa a livello muscolare, vedremo cosa diranno gli esami, ma non sembra una cosa da poco. Una dichiarazione che lascia trasparire una certa preoccupazione, anche se non è ancora tempo di fare drammi. I prossimi giorni saranno decisivi per valutare se Juan potrà essere dei nostri già a Bologna oppure no. E ora, ragazzi, la parte bella, quella che ci fa tirare un sospiro di sollievo, il ritorno imminente di Buongiorno. Buongiorno, domani si allena con il gruppo, vediamo le risposte. È un giocatore importante, può darci tanto nel finale. E qui si riaccende la speranza. Il difensore ex Torino, che era arrivato in estate per rafforzare il reparto arretrato, potrebbe tornare finalmente a disposizione di Conte, non solo per fare numero, ma per diventare protagonista in questo sprint finale del campionato. Ma non è finita, ragazzi, perché il mister ha fatto anche un riferimento importante alla mentalità del gruppo, sottolineando quanto tutti si stiano responsabilizzando. Chi ha più spessore dovrà spostare gli equilibri. Mi aspetto tanto da loro nel finale. Insomma, fratelli, il mister è stato chiaro. Ci sarà da soffrire, ma abbiamo le armi giuste per combattere. Rafa Marin è pronto, Buongiorno è quasi recuperato e la squadra ha una fame che si vede negli occhi. Ma adesso tocca a voi. Secondo voi Rafa Marin può reggere il peso della difesa da titolare se Juan Jesus dovesse restare out? E Buongiorno sarà subito al top o dovrà ritrovare ritmo? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, come sempre vi leggo tutti. Lasciate un bel like se credete anche voi che il Napoli può chiudere alla grande questa stagione. Iscrivetevi per non perdere neanche una notizia azzurra. E come sempre, Forza Napoli sempre!